Buonasera e ben chiatas con Gnovis, celebrazione in tutta la regione per la fiesta di Duchi Sanz che ha portato centinaia di persone in tai grandi e piccoli cimiteri dei comuni a chiatare i propri schiars. Questa mattina l'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzocato, ha celebrato in domo la messe. In questa celebrazione, alla ditta di lunghe omelie, ho riguardato anche altri Sanz che ho conosciuto bene perché sono stati in maniera fisica ed ogni maniera affettive. Ieri in Feminis e Homes normali che hanno vivuto un'esistenza concreta e quotidiana, tanto che le nostre cercinte consacrazioni religiose, altri dedicansi ai famiglie, al lavoro e altre attività. Straordinari, alla concluduto Mazzoccato, è stato il mood che hanno spinto la loro esistenza. Cence ci di soddisfare il proprio interesse, ma dedicansi a persone che la provvidenza aveva mettuto loro d'ogni, cence masse calcoli e con in tal cur la forza dalla fedeltà e dall'amore. E di là delle celebrazioni private di Duchi Sanz, tanti sono stati santi e che pubblicis. A Gonars è stata mettuta una corona al monumento per vittimis che avvenne da ex Jugoslavia dal chiam di concentramento costruito di lungo della seconda guerra mondiale proprio a Gonars. Il sindic Boemo l'ha annunciato che in curta venirà tirato su un nuovo monumento in tal segno di amicizie tra Italia, Slovenia e Austria. Le rappresenta anche il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Sintinlo. Si chiatina Gonars per celebrare un momento triste della storia della seconda guerra mondiale, dove chi sono stati internati in Slovenia, croate, in tal team dur del nazifascismo. Come si chiati si può ricordare che la pace è l'unica strada per chiatare una solidarietà e un progresso per la Int. Bisogna chiatarsi, fevelarsi, bisogna buttare punti che arrivino a fare sì che la Int, lavorando insieme, a poi di lavorare per il bene dell'uomo in generale. A Tavagnà invece il sindic Moreno Liruti ha fatto visita al cimitero inglese dove che sono seppelliti i soldati dal Commonwealth colas di lungo della seconda guerra mondiale per liberare il Friuli dai nazisti. Volincu si visassi alla display Liruti e alle colas per la liberazione. Chi ha polsi in 415 giovani che vengono di ogni parte del mondo che hanno sacrificato la loro vita. Una giovane di 22 anni, originaria di Tumiec, è stata copata che stegnota padrino del Grappa in tale Trevisan in un incidente. La giovane studente residente a Fonte, ma originaria di Tumiec a Ponte, ieri da ora chiamina a Pit, via Schiase, quando è stata chiappata sotto di una macchina in passaggio in quel momento. L'automobilista che si è fermato ormai a soccorrere la giovane è stata ricoverata in ospedale in stato di confusione, dove è risultato positivo a alcol e droghis. La giovane aveva ruffato col morosa, ieri da ora tornata a casa a Pit, quando è succeduto l'incidente. E sarà l'autopsia a di lis causis de muart di dos feminis a Trieste in due diversi episodi sospiez. In tal princas, alle una giovane di 33 anni, schiata de cencevite dentro dal salone di parrucchiere dove che lavorava. La femmina era sole, la stanza non presentava segni di aggressione e le porte erano cerate dall'interno. In tal secondo caso, invece, una femmina di 60 anni morta in chiesa per quasi 3 giorni, le femmine sono reglate dall'uomo in stato confusionale, chiattate dai soccorsi a Vagolà in chiesa e Cence Nerghis. Su tutti i due casi, indagini i carabinieri. Sono scominciati a Udine i pattugliamenti ai presidi dell'esercito tra Borg Station e la zona di ex Cavarzerani. 24 ore su 24, un miec militare al passo e Svis, fermanzi di tanto in tanto facendo l'aiuto OMS de Brigada Ariete. La zona indicata dal prefetto in cooperazione con la Polizia di Stato e i Carabinieri e che è al centro di una serie di avvenimenti di croniche delle settimane passate. Con Spaccia, Barufis e quei residenti che hanno mandato un intervento più deciso per garantire la sicurezza.
Hidrocarburs, molassi naghe, domenia, puar noiar, non si pueden assorbire con gli spanis assorbenti. Queste mattine sono stati spogliati altri 70 metri di fornimento assorbente per continuare le magle oleose che però non si ridotte di dimensione. La protezione civile degli usuari dal fuoco, insieme ai capitanerie di Puarte, ha inchiariato ditti specializzati di rimozione del gasoli e domani scominceranno i lavori di aspirazione. Ploie, aer e anche neve, ma la vera sierade scoglierà anche mospietà. Sulle regioni si spiega una perturbazione che porterà a un sbassamento intenso delle temperature, fin come di record, ma che sarà di durate corte. Di Ioibe su tutte le regioni si aspetta ploie con anche precipitazioni nevose fino a 1000 metri di quote, ma già di settimane prossime l'anticiclone Alfagerà di Nuf si intila su Fuarce, riportando ad alt il balustri di Mercuri. E tornerà il 4 dicembre, dopo 2 anni di rimando per via dal Covid, la cerimonia in onore di Santa Barbara in te miniere di Raibl, che è la santa e protettore. Per noi è un onore poter richiappare questa tradizione, alla contato Giuseppe Divora, presidente delle cooperative Valchianale, che cumò e ha in gestione il parco minerari. In test profondità de miniere, ha concluso il Presidente, si tenerà una messa in onore del Sante protettore dei minadors, un invito a cui che al vol visita la miniere. E per usgnota le dutte, noi saltano domani sera, sempre alle stesse ore, mandi e buone serate dei Viodisi.